Lei trova singolare che ci sia un urologo che fa un corso per il Veneto? Diciamo che è una delle domande che ho posto con la mia interrogazione. Un urologo docente per corsi di lingua e cultura veneta che il Comune di Treviso ha avviato per insegnanti, genitori e studenti e che rilascerà un attestato utilizzabile per crediti formativi. E non è l'unica circostanza che il consigliere comunale ha scoperto facendo un accesso agli atti. E poi c'è anche la questione legata all'appartenenza dell'assessore Nizzetto alla stessa associazione che riceverà un finanziamento comunale di 750 euro proprio per questi corsi. L'assessore in questione è Silvia Nizzetto, alla quale lo Sapio ha mandato l'interrogazione per dei corsi dove la cifra complessiva a bilancio è di 2.750 euro, di cui 2.000 per il corso di lingua veneta. Per lo Sapio la questione non è tanto l'obiettivo dei corsi, quanto chi li tiene. Il docente che terrà i corsi di lingua veneta ha partecipato in passato a occasioni pubbliche nelle quali veniva presentato come ministro e consigliere del Serenissimo Veneto Governo. Insomma, secondo lo Sapio, più che corsi di Veneto sarebbero corsi di indipendenza veneta. Il fatto che si vada nelle scuole a parlare di temi così vicini alle questioni, diciamo, politiche, secondo me può porre qualche problema di opportunità.